Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Ben ritrovati, una nuova puntata di Cronache Trevigiane che ci vede a Cimadolmo, terra dell'asparago bianco IGP. Con me il presidente della strada, nonché presidente della Proloco, quindi doppiamente impegnato in quella che è la 35esima mostra dell'asparago bianco di Cimadolmo. Una mostra che parte con il tradizionale corteo in quella che è l'8ª edizione invece della Fiera del Passo. Di che si tratta, presidente? Chiaramente, come tutte le manifestazioni, abbiamo bisogno anche della fiera perché porta in piazza tutti i nostri prodotti tipici, porta in piazza la nostra storia e le nostre tradizioni. Abbiamo in esposizione tutti i prodotti dal vino all'asparago, ma abbiamo anche la storia dei nostri motori e delle nostre motociclette e soprattutto dei nostri landini, una cosa eccezionale per questo momento. Diciamo che a questa iniziativa, anche perché è un po' la più importante del nostro comune, abbiamo ben 25 associazioni che partecipano all'organizzazione e a questo evento con la loro partecipazione, con la loro opera e con la loro disponibilità. Siamo davanti allo stand gastronomico, il cuore della manifestazione, perché qui c'è il prodotto principe, no? Viene valorizzato attraverso tanti menù, l'asparago. Certo, dopo tanti eventi, dalla premiazione del miglior prodotto esposto che ci teniamo a ricordarlo, arriviamo qua dove lo potremo finalmente degustare in tutte le sue salse. E oggi abbiamo appunto anche il gemellaggio con il pesce di Caorle che si abbina bene e soprattutto con la mozzarella di bufala dell'azienda agricola Borgo Luce del Collalto, un altro nostro prodotto tipico nuovo che sta emergendo ora. Una cosa particolare di questa mostra è che è una mostra a concorso, tanto che si apre davvero agli amici produttori di Bassano, agli amici di Badoere, un'unica rete per premiare i migliori prodotti. Certo, e ci teniamo anche a sottolinearlo, la nostra è l'unica mostra concorso rimasta e andiamo a premiare il miglior prodotto esposto per ogni zona di produzione. Dico per ogni zona perché crediamo che ogni zona abbia la propria tipicità e peculiarità e non è giusto mettere tutto l'asparago insieme. Ognuno ha il suo miglior prodotto esposto e pertanto come tale viene premiato. Presidente, se le dico asparago e vino, lei cosa mi dice? Beh, asparago e manzoni chiaramente a questa volta. Asparago e manzoni perché è uno dei vini che so a cui avete dedicato un'iniziativa particolare. Certo, anche quest'anno per la seconda volta abbiamo fatto questo azzardo, ci teniamo anche questo a sottolinearlo perché crediamo nella tipicità dei nostri prodotti. La nostra mostra di vini è impregnata su due prodotti, il manzone e il rabboso, due vini autoctoni, due vini nostri che ci teniamo a evidenziare. Presidente, noi la ringraziamo per essere stato con noi. Vi auguriamo un buon lavoro perché la mostra è aperta con tutte le sue novità e le cornie. Noi ci vediamo il primo servizio di Cronache Trevigiane e poi tornate con noi, saremo in compagnia del sindaco e del presidente della provincia di Treviso. A dopo. È tempo di dedicarsi ad orti e giardini. A garantirci la qualità dei fiori e delle piante che acquistiamo è Flor Veneto, l'associazione che raccoglie i florovivaisti della regione. A parlarcene è il presidente, Claudio Padovani. Flor Veneto è un'associazione che riunisce 200 aziende circa in tutta la regione del Veneto e si occupano prevalentemente di florovivaismo, cura e manutenzione del verde e creazione di aree verdi. E i due grossi filoni che si distinguono al nostro interno sono appunto la produzione di piante fiorite per balconi, per terrazzi. Abbiamo anche un filone che riguarda principalmente il landscape, ovvero la cura del paesaggio, la creazione del paesaggio nuovo. Un altro filone importante anche per quanto riguarda la parte agricola restante della nostra regione è quella della produzione di barbatelle. Abbiamo circa 8 aziende associate che sono tra le più importanti del Veneto e con esse conduciamo anche tutta un'attività di ricerca con la regione del Veneto. Barbatelle, ovvero il piccolo germoglio della vite, un settore di ricerca e produzione che ci ha incuriositi. Per questo siamo andati a conoscere Gianfranco Tempesta, che da anni opera in questo campo. Trattiamo materiali genetici della piattaforma amperografica del Veneto essenzialmente. Però non solo questi materiali genetici, di questi materiali genetici stiamo curando anche selezioni che nel nostro caso si chiamano selezioni clonali. La nostra azienda è costitutore di materiali genetici, ne abbiamo già un bel pacchetto, oltre 60 iscritti e stiamo selezionando attualmente varietà propriamente venete.
Il vino dalla vite alla tavola, ma bisognerebbe dire dalla ricerca e conservazione dei diversi cloni al calice, un lungo percorso che Enotria ed altre aziende in Veneto stanno facendo per garantire un futuro all'agricoltura. Ai nostri microfoni Denis Scotton. È fondamentale in questo momento far capire a chi consuma il nostro prodotto, utilizza il nostro prodotto, diciamo tutta la filiera in cui viene prodotto il prodotto. Noi cerchiamo sempre di coinvolgere il viticoltore nelle nostre scelte, lo portiamo qui nei nostri impianti e prima di formalizzare una vendita cerco sempre di far capire quello che facciamo. A quel punto poi la vendita viene da sé. Un grande lavoro quello di Flor Veneto e delle aziende associate, non solo nel campo della produzione, ma anche nella ricerca continua di una qualità certificata. Ultima azione in tal senso il marchio Qualità Verificata, previsto per le piante da fiore ed ornamentali, che verrà realizzato alla fine dell'iter avviato con la Regione Veneto. Uno strumento in più per riconoscere ed acquistare il prodotto Veneto.